Totus annori, schifonti in castello e dillo, dillo, dillo lo dai, 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 e dillo, dillo, dillo lo dai. Sta mala strasura, ruini e pampa spordenti, braccia e cinisciu la senti, disastro segue tristura.
prenda mia ad brillare e abarro in notte sentiti. Ti sei scuata sienta mea, ti sei sarresa istante. Elena Ledda in tournée nel Sulcis per Mare Miniere, sì. 2013. Ecco, un ritorno gradito. Guarda, io sembra che lo dico ogni volta apposta perché sono nel Sulcis. Il Sulcis è uno dei territori della Sardegna che io amo di più. Amo di più perché sono legata, perché la mia carriera è iniziata proprio qui. Amo di più perché è una delle più belle e l'ho già detto altre volte che io continuo a fare questa domanda che non capisco perché il territorio più bello della Sardegna è anche così depresso, quindi mi chiedo chi ha sbagliato e chi non ha sbagliato, chi non ha capito, ma ogni volta che vengo, anche attraversando le strade, i paesi, mi accorgo della bellezza di questo posto. E se devo aggiungere anche una cosa, la bellezza del popolo, perché venire a lavorare nel Sulcis è sempre una sicurezza, nel senso che la gente è attenta, ha voglia di sentire e soprattutto è aperta alle proposte sempre differenti. Io veramente nel Sulcis ho sperimentato concerti anche un po' difficili e c'è sempre una tensione particolare. Questo per noi che facciamo questo lavoro è molto importante. La tua voce, la tua musica, le tue canzoni molto probabilmente è un ritornare indietro nel tempo anche per il Sulcis e quindi ritrovare quello che si è perduto e forse si spera anche di ritrovare in futuro. Beh, si torna indietro e si va anche avanti, come avrai visto nel nostro concerto ci sono anche tanti argomenti che sono di attualità sconvolgente. La canzone Torrandi parlava di fuochi, non l'abbiamo scritta questi giorni ma purtroppo d'attualità incredibile, è una preghiera laica, chiediamo perdono ai nostri padri per quello che stiamo facendo alla nostra terra, quindi ci occupiamo anche di temi molto attuali, però è anche bello ripercorrere tutte le filastrocche, tutte le cose che noi facciamo perché è un tuffo nella memoria più che nel passato per tutti. Come avrei sentito la gente appena c'è l'incipit di una filastrocca continua a cantarla, perché se fosse stata da sola non gli sarebbe mai venuta in mente, ma come la sente la memoria si apre e canta con noi e questo è sempre una grande gioia per noi perché ci fa capire che il nostro lavoro, cioè stiamo andando per la strada giusta.